Una bellissima iniziativa che vede insieme la città di Agrigento tutta, con le espressioni più belle rappresentate appunto dai piccoli, dai giovani di Legambiente, dai piccoli degli scout, dall'azienda Foreste, unirsi nel segno della speranza. Quelle vittime oggi sono diventati momenti di speranza e di futuro con la piantumazione di questi alberelli, proprio per voler rappresentare la vita, quel grande senso di futuro e di vita che c'è dentro questa meravigliosa terra e che ha dato con grande generosità tutto quello che poteva dare a questi nostri fratelli sfortunati. No, oggi è una giornata importante perché diamo il via ad un recupero della Villa del Sole, un recupero che noi ci abbiamo creduto anche insieme ai volontari, quindi all'architetto Lucciardo e tutti coloro i quali in questi giorni hanno lavorato con grande lena, e sostanzialmente noi già anche la prossima settimana, per quanto riguarda la parte dell'amministrazione, inaugureremo quei lavori, completeremo quei lavori che già a cui abbiamo dato inizio. E successivamente a gennaio anche metteremo mano per quella che è la riapertura del mini zoo. La Villa del Sole deve ritornare a essere fruibile per le famiglie, deve ritornare a totale disposizione della città, e su questo punto di vista noi stiamo lavorando per portare a termine un importante risultato. Per noi come amministrazione regionale è sempre un privilegio poter essere presente in queste iniziative. Questo vuol dire che le amministrazioni devono stare sempre vicino alla città per dare una buona educazione e sana modo di comportarsi nei riguardi della natura, modo di comportarsi, perché questo impegno nel realizzare questo labirinto della memoria non finisce qua, perché avete notato le pianticelle sono piccoline e quindi devono crescere. Le motivazioni di questa iniziativa sono tantissime e probabilmente non basterebbe semplicemente una giornata per raccontarle tutte, però si riassumono tutte quante benissimo con la parola dignità. Noi pensiamo che tutti gli esseri umani hanno diritto a vivere in piena dignità, e il significato di questa giornata, il significato anche di questo spazio verde che noi abbiamo voluto dedicare alla memoria delle 366 vittime del naufragio del 3 ottobre scorso e abbiamo voluto dedicare ai diritti di tutti gli immigrati è proprio questa. Tutte le persone che arrivano nel nostro paese devono essere accolte con dignità.